Anna Alba, ormai ex sindaco di Favara, si dimette e passa alle accuse. Potrebbe interrompersi il servizio idrico essenziale in provincia di Agrigento. I sindacati chiedono un incontro con il prefetto. In Sicilia il tasso di positività schizza al 2,4%. Alcuni locali di Agrigento consentono l'ingresso solo a chi ha il Green Pass. Una quarantina di migranti in quarantena scappano da Villa Sicania. L'Istituto Odierna di Palma di Montechiaro tra le scuole dell'European Summer Camp, iniziativa sul referendum eutanasia, convegno sulla battaglia di Agrigento del 43. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. L'ormai ex sindaco di Agrigento Anna Alba si dimette e passa all'attacco, parole dure contro il deputato Di Caro. Abbandonata da tutti perché non in mano ai pupari, dice Alba. In questi ultimi periodi si è sentita abbandonata dallo Stato, dalla politica, dal Movimento 5 Stelle con il quale era stata eletta. Arturo Cantella. Anna Alba stamani nel corso della sua conferenza stampa ha confermato di aver rassegnato le dimissioni. Per il sindaco della città di Favara, a suo dire, lei stessa è considerata il male da schiacciare di tutto per il suo paese, con diverse pressioni arrivate da più parti. Insomma, si è creata un'area irrespirabile, la strumentalizzazione di natura politica, una campagna elettorale in vista, non tanto quella per il comune di Favara, a detta del sindaco, che interessa a poche persone, bensì quella regionale che fa gol a tanti, fatto che sta mediando in maniera negativa per la collettività favarese, al di fuori del mio controllo. Perciò ritengo di fare un passo indietro utile a tutti. Mali antichi quelli di Favara, come le irrisolte problematiche relative all'acqua, ai rifiuti, ai lavoratori precari e non stabilizzati, che il sindaco purtroppo non è riuscito a risolvere. Poi un attacco al parlamentare regionale favarese di 5 Stelle. Il primo cittadino, Anna Alba, in questi ultimi periodi si è sentita abbandonata dallo Stato, dalla politica, dal Movimento 5 Stelle, con il quale è stato eletto a sindaco. Parole forti, insomma, nei confronti anche dell'onorevole favarese Di Caro. Era, penso, un atto dovuto. Quando poi si viene considerati il male da schiacciare, lo dico veramente con tanta umiltà, è giusto farsi da parte. Abbiamo avuto diverse pressioni, è un'area veramente insostenibile che non ci permette di avere la chiave di volta. La strumentalizzazione purtroppo di natura politica è una campagna elettorale in vista, e non mi riferisco assolutamente alle amministrative, perché veramente penso ci siano pochi soggetti politici interessati al comune di Favara, ma bensì la campagna elettorale regionale, che fa veramente gola a tanti, sta mediando in maniera molto negativa sulla comunità, ed è una cosa che va al di fuori del mio controllo, e tutto ciò che non può essere controllato e gestito in una comunità, allora penso sia corretto in maniera molto umile fare un passo indietro. Se vengo considerata il male da annientare, io chiedo veramente scusa alla mia città. Le abbiamo veramente provate tutte, e io lavorerò fino all'ultimo giorno da sindaco, perché credo sia giusto dare dignità a questa comunità che giorno dopo giorno sprofonda dai rifiuti. Io ieri con amarezza sono stata accolta da un applauso da parte dei precari, perché ritengono che subito dopo le mie dimissioni possano essere stabilizzati. Cosa dico? Non so quale soggetto politico sia così pazzo da poter fare una promessa del genere, ma il tempo è galantuomo e mi darà ragione. Così come i netturbini, che avrebbero ricominciato subito a lavorare, come se io trattenessi in ostaggio le somme del comune per non pagare i rifiuti. È un sistema che veramente va male. Purtroppo quando la politica peggiora di gran lunga le cose, si arriva anche a essere stanchi, a perdere la propria serenità, e non c'è cosa peggiore di questo. Proprio per questo, nel rispetto della mia persona e soprattutto della mia famiglia, credo sia stato corretto fare un atto del genere. Può essere criticato, può essere condiviso, può essere anche oggetto a critiche, ma questa è la mia decisione. Io credo che lo Stato doveva essere molto più presente all'interno delle istituzioni. Credo che anche la Regione, la parte politica, non doveva limitarsi a criticare delle bandiere lacerate, ma a chiedere ai sindaci cosa avete bisogno. I sindaci ormai siamo troppo esposti a troppi rischi, a troppe responsabilità, a troppe incombenze, ed è veramente massacrante lavorare in questi termini.
Il commissario prefettizio dell'ex Girgenti Acque, Gervasio Venuti, interviene ancora una volta nel merito delle gravi difficoltà finanziarie che attanagliano la società già dichiarata fallita. Lo stesso Venuti afferma l'attuale disponibilità finanziaria è assolutamente insufficiente alla gestione del servizio idrico e la situazione si aggraverà di giorno in giorno, dovendo trasferire una quota maggioritaria degli incassi alla gestione fallimentare. Comunque, anche se si incassasse interamente quanto bollettato e molti utenti hanno già iniziato a non pagare, il rischio crollo sarebbe dietro l'angolo. Il personale protesta, i dirigenti minacciano di dimettersi dall'incarico e la gestione commissariale non ha più capacità di influenza sui fornitori e in buona misura anche sui dipendenti. In particolare i fornitori e le imprese accreditate non sono disponibili a qualsiasi tipo di intervento per rilevanti crediti o danni partiti in conseguenza della dichiarazione di insolvenza. Ad esempio, prosegue Venuti, le imprese che effettuano trasporto con cui sono conferiti fanghi da depurazione sono tutte indisponibili per problemi legati ai mancati pagamenti e si registrano anche diffide di interruzione dei servizi del fornitore di telefonia internet, di stampa e di spedizione delle bollette. Tutto ciò porta a ritenere che il servizio pubblico essenziale possa collassare prima della data del 2 agosto, senza che si possa evitare. Le imprese che si occupano di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrici e fognari e della depurazione nel territorio dell'Agrigentino si sono riuniti stamani in piazza Vittorio Emanuele nei pressi della prefettura d'Agrigento e hanno manifestato tutto il loro disagio e la loro sofferenza rispetto alle questioni legate alla gestione del servizio idrico integrato, alle prese con pesanti criticità di natura economico-finanziaria a seguito della dichiarazione di fallimento della società Girgenti Acque. C'è una grande preoccupazione tra le aziende interessate, circa una ventina, che da tempo non svolgono l'importante servizio a beneficio della comunità agrigentina, sia per quanto riguarda la loro posizione creditoria presente e passata, sia per quanto riguarda l'attuale rapporto di continuità lavorativa, ma anche per gli scenari futuri. Abbiamo sentito in merito il coordinatore dell'evento, il segretario della CNA di Agrigento, Claudio Spoto. Ma l'obiettivo è quello di sensibilizzare ulteriormente le istituzioni per ovviamente mettere sulla tavola quelle che sono le criticità legate all'aspetto economico-finanziario di quanto sta accadendo rispetto alla gestione del servizio idrico integrato. Il fallimento di Girgenti Acque che è stato dichiarato ovviamente acuisce di più la situazione che è già delicata e complessa, così come ha sottolineato lo stesso commissario Venuti, che ha detto che la situazione rischia il collasso alla luce anche della richiesta fallimentare che presenta profili di incompatibilità con la continuità del servizio pubblico. Alla luce di tutto questo è chiaro che c'è grande sofferenza, grande disagio, grande preoccupazione da parte delle imprese sia per quanto riguarda i crediti che vantano, anche quelli prima della gestione commissariale, ma anche quelli per i lavori fin qui eseguiti, ma anche per i livelli occupazionali. Queste imprese danno lavoro a circa un centinaio di operai, ma ecco, non prendendo i soldi si rischia anche di non poter onorare gli impegni con i fornitori e con le banche. Poi c'è anche lo scenario futuro, c'è l'AICA, questo nuovo soggetto con cui bisogna trovare un punto d'incontro anche per le prospettive, perché loro svolgono un importante servizio essenziale, quindi significherebbe interrompere il servizio, significherebbe anche mettere a rischio la salute pubblica dei cittadini, quindi da parte nostra c'è tutto l'interesse, la voglia, il desiderio di poter trovare un punto di incontro per cercare appunto di risolvere il problema e di tutte queste imprese, delle famiglie e dei lavoratori. Una quarantina di migranti, tutti minori non accompagnati, sono riusciti a scappare da Villa Sicania dove si trovavano in stato di sorveglianza sanitaria anti-Covid. A gruppi i giovanissimi tunisini, per la maggior parte, si sono riversati lungo la strada statale 115, hanno di fatto terrorizzato gli automobilisti di passaggio. In tanti, memori dell'investimento già registrato, si hanno rallentato all'inverosimile rischiando che si innescassero dei tamponamenti.
approvvigionamenti. Polizia, carabinieri ed esercito si sono già messi alle calcagna dei fuggitivi e stanno cercando di bloccare quelli ancora non dispersi lungo le attigue campagne. I carabinieri di Siculiana e della compagnia di Agrigento sono riusciti a rintracciare e bloccare 15 dei migranti minori non accompagnati che sono scappati. I giovani sono stati avvistati e bloccati senza non poche difficoltà, visto che hanno continuato a cercare di scappare. Tutti sono stati già riportati dai militari dell'Arma nell'ex hotel di lusso adibito all'accoglienza. Le ricerche degli altri fuggitivi proseguono. Coronavirus, la curva dei contagi torna a salire in Sicilia, superati i 6.000 morti dall'inizio della pandemia. Sono 288 i nuovi casi individuati su quasi 12.000 tamponi processati, col tasso di positività che schizza al 2,4%. C'è il servizio. Oltre il 70% dei ricoverati Covid in Sicilia non è vaccinato, questo è quanto emerge da un report arrivato sul tavolo dell'assessorato alla salute, precisamente si legge sulla Sicilia. Si tratta di 85 pazienti su 120, il dato risale a qualche giorno fa. E così l'Isola, che è una delle 4 regioni che si trova sotto la sorveglianza e che rischia, non nell'immediato però, di passare in zona gialla, si ritrova con un alto tasso di Novax fra i contagiati con sintomi gravi. Precisamente su 105 persone ricoverate a regime ordinario negli ospedali siciliani il 70,8% non è vaccinato, 23 pazienti hanno ricevuto la prima dose e solo 12 hanno ricevuto entrambe le dosi. In terapia intensiva invece si trovano 10 pazienti non vaccinati, con 4 che hanno già ricevuto la prima dose e solo 1 con entrambe le dosi. Nella provincia di Palermo il dato dei non vaccinati si abbassa al 50%, precisamente su 18 ricoverati in regime ordinario, in 9 non sono vaccinati, 3 hanno ricevuto la prima dose e 6 la doppia. L'assessore alla salute Ruggero Razza è consapevole che questo trend è grave, i numeri, scrive su Facebook, sono più duri delle chiacchiere. Il 70% di ricoverati non vaccinati è più di un motivo per superare dubbi legittimi, è l'unica barriera che possiamo alzare. Più dei contagi mi preoccupa, dice Razza, la retorica di chi spera di raggiungere l'immunità di gregge con il vaccino degli altri. La vaccinazione produce un minore impatto sulle strutture ospedaliere, quindi diventa importantissimo proseguire in una campagna capillare in Sicilia. L'Isola, con oltre 4 milioni di dosi somministrate sulle 4.831.881 ricevute, è all'89% fra le ultime in Italia, ma soltanto il 41,53% dei potenziali beneficiari è immunizzato, con tassi diversi in base alle fasce anagrafiche. Se gli over 80 sono a quota 72,64% sulle seconde dosi e la fascia 70-79 anni si attesta sul 64,92%, la percentuale scende con l'abbassarsi dell'età, 54,91% 60-69 anni, 49,53% 50-59, 36,61% 40-49, 23,98% 30-39 anni, 21,46% 20-29 anni e 7,62% 12-19 anni. Intanto, secondo i numeri del bollettino delle ultime 24 ore sull'Isola, i ricoverati non gravi sono saliti a 139, mentre in terapia intensiva ci sono 20 persone. Insomma, come prevedibile, con l'arrivo dell'estate e il conseguente abbassamento della curva, sono tanti i giovani che hanno deciso di non vaccinarsi, sperando che la pandemia fosse addirittura d'arrivo. Ora si vede che non è così. La Regione ha messo a punto un piano che prevede una ricognizione dei dipendenti pubblici non ancora vaccinati, la possibilità di ricevere il siero nei luoghi turistici, della movida o sul posto di lavoro, e dunque il potenziamento dei punti vaccinali comunali con la riorganizzazione del personale in servizio sono alcune delle novità contenute nella ordinanza firmata del presidente Nello Musumeci, in vigore fino al 1 settembre, con cui il governo regionale dà avvio alla campagna di vaccinazione di prossimità. E proseguiranno fino al 20 luglio gli open day organizzati dalla Regione Siciliana per promuovere al massimo la campagna vaccinale nell'Isola. Tutta la popolazione dai 12 anni compiuti in su potrà vaccinarsi senza prenotazione in tutti i punti
siti vaccinali delle province siciliane con dosi Pfizer e Moderna. Ma la curva epidemica è in aumento anche nel resto d'Italia. Il nuovo bollettino registra 2153 casi su 210.599 test. Aumentano ancora gli attualmente positivi, più 1051 rispetto a ieri, in calo i ricoverati, meno 20 e le terapie intensive, meno 6, 14 nuovi decessi. Mentre in Italia si è acceso il dibattito sull'utilizzo del Green Pass per accedere in ristoranti, cinema, locali, ma anche per prendere treni o più in generale per tutti gli eventi e luoghi con più di 50 persone, Agrigento si è già portata avanti. 2 tra i più noti locali di San Leone, famoso quartiere balneare che nel periodo estivo richiama migliaia di persone da tutta la provincia e non soltanto, hanno annunciato che a partire da oggi, giovedì 15 luglio, apriranno le loro porte nelle ore serali esclusivamente a chi è in possesso dell'ormai nota carta verde, dunque a chi si è vaccinato. In alternativa, chi è in grado di dimostrare la negatività nelle ultime 48 ore. Si tratta del Borgo Sant'Ulì e della Rot. Le due strutture, situate lungo il Viale delle Dune, hanno comunicato la decisione tramite i loro canali social, divenendo così i primi locali, ma altri sono pronti a seguirli, della Città dei Templi ad adottare tali misure che comunque saranno valide soltanto per le ore serali e non per accedere in spiaggia o per farsi il bagno. La scelta di aprire soltanto a chi è in possesso del Green Pass è di carattere sanitario delegata all'aumento dei casi che negli ultimi giorni si sta registrando in tutta Italia e nella provincia di Agrigento, quasi 100 nuovi contagi negli ultimi 2 giorni con picchi a Porto Empedocle e Palma di Montechiaro, cercando di garantire il più alto livello di sicurezza alla clientela che decide di trascorrere una serata in spensieratezza. WeSpace, l'hackathon della scuola che vorrei, una competizione che prevedeva la progettazione della scuola del futuro, nella veste di progettisti gli studenti. L'iniziativa, promossa dal Ministero dell'Istruzione, è stata organizzata dal liceo Blaise Pascal di Pomezia, diretto da Laura Virli. Ha condotto Lorenzo Micheli. La sfida era inserita all'interno dell'European Summer Camp in programma dal 2 all'8 luglio a Roma. Vediamo. Ragazzi, il futuro è qui, Non facciamoci imbambagliare, non è che dobbiamo fare la scuola del futuro e aspettiamo che venga, no, bisogna farla adesso. La prima cosa che insegna la scuola di oggi, quella che vogliamo costruire, bisogna trovare sempre il modo di esprimere se stessi. Competizione formativa, ma è pur sempre una competizione. WeSpace, questo è il titolo di un hackathon a cui hanno partecipato scuole di 11 regioni diverse, in occasione dell'European Summer Camp che si è svolto a Roma dal 2 al 6 luglio. Presente il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi e ha partecipato anche un pezzettino di Agrigento rappresentato dall'Istituto Odierna di Palma di Montechiaro, guidato dal dirigente scolastico Annalia Todaro. 42 partecipanti provenienti da tutta Italia hanno immaginato aule e ambienti digitali che favoriscono un apprendimento innovativo. La partecipazione dell'Istituto Odierna a questa iniziativa è la conferma dell'impegno che l'istituzione scolastica profonde sul territorio ed è giunta in un momento di grande soddisfazione anche per i risultati conseguiti dai nostri alunni a conclusione del loro percorso quinquennale. Ben 9 sono state le lodi assegnate dalle commissioni d'esami ai ragazzi dei percorsi liceali e ben 4 agli adulti dell'istituto professionale del percorso serale di secondo livello. Un grazie particolare a tutti i docenti che chiaramente fanno sì che queste iniziative possano realizzarsi. E allora che vinca il migliore! Hackathon, lavorare in squadra è affascinante, ma per farlo bisogna conoscere le regole del gioco. Noi non ci poniamo limiti, applichiamo agli istituti superiori dei metodi di apprendimento differenti.
Grande soddisfazione per il nostro istituto. Avere un alunno che è entrato a far parte di un team di 6 studenti provenienti da scuole di tutta Italia, grazie alle competenze informatiche acquisite durante il percorso scolastico nella nostra scuola, non può che renderci orgogliosi. L'Odierna è da anni che si muove verso l'innovazione didattica, promuovendo corsi e promuovendo iniziative che vanno verso questa direzione. Non per ultimo, a breve, a fine luglio, grazie al piano estate, partirà un corso per la realtà virtuale e la programmazione di videogiochi in 3D. È stata per me una bella esperienza quella di poter uscire per una volta dai miei piccoli confini e conoscere nuove persone e nuovi posti. Eravamo presenti ragazzi provenienti da tutta Italia, divisi poi il più eterogeneamente possibile in 6 gruppi agonisti, tutti con l'unico scopo di progettare una scuola sicura, sostenibile e innovativa. In ogni squadra era poi presente un membro specializzato nell'utilizzo di strumenti ed attrezzature per la modellazione di ambienti in 3D in realtà virtuale. Questo membro si doveva appunto occupare di tirare fuori un ambiente dalla scuola progettata dal proprio team che fosse poi interamente esplorabile tramite un visore per la realtà virtuale. Questa era la mia categoria. Insieme ad altri 5 ragazzi con cui durante il percorso ho legato parecchio e spero davvero di poter fare al più presto un'altra esperienza simile, chi lo sa, magari di reincontrare le amicizie fatte in questa occasione. Team 6 Mind Society. Venite! Insieme torneremo a rivedere le stelle. Il depistaggio attorno alla strage Borsellino non è soltanto un episodio circoscritto avvenuto dopo l'esplosione del 19 luglio 1992, è una serie di fatti e gli ultimi arrivano anche ai giorni nostri. Claudio Fava è tornato a indagare con la Commissione regionale antimafia che presiede dentro ai misteri di via D'Amelio. Il depistaggio è ancora in corso. Vediamo. Capire in nome e per conto di quale esigenza si scelse di violare la legge e di affiancare alla Procura della Repubblica l'operato del SISDE, né tentare di capire, visto che il contrario ha già smentito che fossero funzionari da lui mandati, quali erano le presenze che vennero notate, che ci è stato ricordato in commissione dai primi poliziotti intervenuti, funzionari dei servizi, come tali si qualificarono, come tali mostrarono le credenziali, che erano presenti pochi minuti dopo la strage nel teatro di via D'Amelio. Abbiamo ascoltato il detenuto che aveva il compito di fare l'agente provocatore, questo bizzarro ladro gentiluomo veneziano, Pipino, che fu mandato dal questore della Barbera a fare con il compagno di cella di Scarantino. Da 29 anni ci aspettiamo che qualcuno si chieda e chieda a coloro che hanno creduto in Scarantino come sia stato possibile credere a una persona che, nelle parole di questo detenuto, era sostanzialmente analfabeta. Il personaggio attorno al quale si è costruita l'intera impalcatura d'accusa dei primi 3 processi per la strage di via D'Amelio firmava le lettere che gli scriveva il suo compagno di cella con il tratto di penna che circondava il profilo della mano. E quando detenuto Pipino alla Barbera, che era il suo mandante come agente provocatore, spiega che questo signore con la mafia e con la strage non c'entra nulla, la risposta è quella di far silenzio, con una serie di visite che riceverà Pipino in carcere di poliziotti mandati dalla Barbera per ricordargli il voto e il dovere del silenzio su quello che lui aveva capito. Nessun approfondimento sul fatto che Pianosa sia stato utilizzato non soltanto come luogo di detenzione, ma anche forse come luogo, diciamo, di manipolazione di alcune verità e di alcuni pentimenti. Murana, uno degli innocenti condannato, ci ha raccontato che durante la sua detenzione, il trattamento subito durante la sua detenzione, il fatto che ricevette visite in cui gli si proponeva di barattare questo trattamento piuttosto violento con una sua firma che avallasse le dichiarazioni di Scarantino. Cercato di capire quanto questo depistaggio
sia cominciato prima della morte di Paolo Borsellino, attraverso un sistematico, tenace, calcolato, progressivo isolamento di Borsellino. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha fatto 4 giorni di sedute segrete, alla fine a luglio del 92, ascoltando tutti i magistrati della Procura di Palermo, ascoltando il procuratore Giammanco. Da questi verbali che noi abbiamo ottenuto, che sono stati desecretati, viene fuori un quadro molto allarmante di come, diciamo, la responsabilità di Giammanco in questo progressivo isolamento, l'improvvisa protagonismo del procuratore che il giorno della strage dice a Borsellino: da oggi tu ti occupi di quello di cui non ti sei mai occupato, tutto questo non abbia avuto alcun esito, alcuna conseguenza, alcuna ricaduta in indagini successive o in scelte del Consiglio Superiore della Magistratura. È come se fosse stato un grande sfogatoio istituzionale. Ascoltiamo tutti i magistrati di Palermo, segretiamo queste audizioni e le conserviamo per 25 anni in un armadio senza dar seguito a quello che ci veniva detto. Parliamo adesso della tragedia dell'affondamento della nuova Iside nel mare di San Vito Lo Capo, in cui hanno perso la vita 3 persone. Giudizio immediato per i 3 imputati del naufragio del peschereccio di Terrasini, che è stato speronato dalla petroliera Vulcanello. Così ha stabilito il GIP di Palermo, che ha emesso il decreto di rinvio a giudizio diretto, quindi senza passare da alcuna udienza preliminare. I dettagli nel servizio. Prima la tragedia dell'affondamento del Nuova Iside nel mare di San Vito Lo Capo, adesso il giudizio immediato per i 3 imputati del naufragio del peschereccio di Terrasini. Così ha stabilito il GIP di Palermo, che ha emesso il decreto di rinvio a giudizio diretto, quindi senza passare ad alcuna udienza preliminare. Per il sottufficiale di coperta Giuseppe Caratozzolo, il comandante Gioacchino Costigliola e il timoniere Mihai Iorascu. Secondo la ricostruzione della procura, i 3 che facevano parte dell'equipaggio della petroliera Vulcanello avrebbero avuto responsabilità per l'affondamento del peschereccio di Terrasini, Nuova Iside, in cui persero la vita Matteo Giuseppe e Vito Lo Iacono. Una collisione che fu ricostruita nel corso delle indagini grazie alla scatola nera e varie indagini infotecniche. Il pubblico ministero Vincenzo Amico, nel richiedere il giudizio immediato, aveva sottolineato come la prova fosse evidente a carico dei 3. Il peschereccio affondò il 12 maggio dello scorso anno al largo di San Vito Lo Capo. Le successive ricerche della Guardia Costiera consentirono di recuperare corpi di 2 dei 3 membri dell'equipaggio, Matteo e Giuseppe, e di individuare con l'ausilio dei mezzi della Marina Militare il relitto della nave. Oltre un mese dopo il naufragio venne invece recuperato sulla spiaggia di Gioia Tauro in Calabria il corpo del terzo pescatore, Vito. Nel corso di ulteriori accertamenti si arrivò al sequestro della scatola nera della motonave Vulcanello e all'ispezione della stessa nave che ha coinvolto carabinieri dell'RS di Messina. Gli accertamenti hanno portato all'individuazione di elementi che hanno consentito agli investigatori e agli inquirenti di ipotizzare responsabilità della Vulcanello nel naufragio. La prima udienza adesso è fissata per il 2 novembre alla 4ª sezione del Tribunale di Palermo. Al processo si costituiranno parte civile familiari delle vittime con l'assistenza degli avvocati Paolo Grillo, Carlo Golda, Cinzia e Antonio Pecoraro, Aldo Ruffino e Giuseppe Scrudato. Era giugno dello scorso anno quando la procura, sempre di Palermo, sequestrava proprio la petroliera Vulcanello, la nave che la notte della scomparsa del peschereccio Nuova Iside era nella stessa zona di mare. È dalla scatola nera che emerse un particolare decisivo: il peschereccio di Terrasini e la nave, così confermò il radar, entrarono in rotta di collisione. Vi sarebbe pertanto stata una sovrapposizione delle 2 imbarcazioni. L'affondamento del peschereccio avvenne tra il 12 e il 13 maggio nelle acque di San Vito Lo Capo e Ustica. È una notizia che naturalmente ci riempie di gioia e testimonia l'importante lavoro svolto dalla Procura di Palermo. Il giudizio immediato richiesto dal pubblico ministero, il dottor Vincenzo Amico, viene caratterizzato appunto dall'evidenza della prova. È stato accolto dal Tribunale di Palermo nella persona del dottore Montalto e il 2 novembre quindi finalmente inizia il processo per accertare la verità
definitiva sul tragico affondamento della Nuova Iside, dove ricordiamo hanno perso la vita 3 persone, Matteo, Giuseppe e Vito Loiacono, delle famiglie distrutte, di persone che erano andate semplicemente a lavorare, sono state vittime di quello che riteniamo una tragedia, un'immane tragedia. Questa richiesta di giudizio immediato in questo momento importante, perché premia gli sforzi di alcune delle famiglie che non si sono mai arrese di fronte a dei primi dati, delle prime circostanze che dicevano che si fosse trattato di una disgrazia causata da condizioni meteo avverse che poi si sono dimostrate assolutamente inesistenti. Quindi la pervicacia, la tenacia, la perseveranza delle famiglie trova oggi una risposta importante, una risposta giudiziaria avvalorata dalla Procura di Palermo, a cui va in questo momento il nostro ringraziamento per il brillante lavoro fino a questo momento svolto. I carabinieri della tenenza di Ribera, con il coordinamento della compagnia di Sciacca, hanno arrestato un operaio pregiudicato del posto di 57 anni, trovato in possesso di 100 grammi di hashish e 30 grammi di cocaina. L'uomo, mentre era alla guida della propria autovettura, veniva sottoposto ad un controllo di routine da parte della pattuglia della locale tenenza, impegnata in un posto di controllo in via Garibaldi. 57enne, alla vista dei militari, ha tentato di disfarsi di 2 involucri gettandoli dal finestrino. L'azione però non è sfuggita ai carabinieri, che dopo aver fermato il soggetto hanno recuperato gli oggetti. La droga è stata sequestrata, mentre su disposizione della Procura della Repubblica di Sciacca l'uomo è stato condotto alla casa circondariale del posto, dove rimarrà a disposizione dell'autorità giudiziaria, che valuterà la sua posizione in relazione all'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I carabinieri della stazione di Porto Empedocle, nell'ambito dei controlli del settore dell'abusivismo edilizio, hanno proceduto alla denuncia a piede libero nei confronti di un residente del posto di 28 anni, disoccupato, che aveva costruito una piattaforma in cemento armato di circa 32 metri quadrati con tanto di pareti e tetto a falde. I carabinieri hanno accertato che l'opera è stata costruita senza alcuna autorizzazione o concessione edilizia e su di un suolo pubblico di proprietà del comune. Durante i controlli si è scoperto inoltre che l'uomo deteneva illegalmente un'aquila fasciata rapace a rischio estinzione, per cui considerata specie protetta. L'esemplare è stato affidato al personale faunistico venatorio del comune di Cattolica Eraclea, che dopo le cure provvederà alla liberazione. Il soggetto è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Agrigento, che dovrà rispondere delle accuse di occupazione ed edificazione abusiva su suolo pubblico, realizzazione di opere edilizie in assenza di concessione, detenzione illegale di rapace di specie protetta in via d'estinzione. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco. Ad Agrigento una conferenza stampa sulla campagna referendaria sull'eutanasia. Il nostro direttore Arturo Cantella. Si è svolta stamani ad Agrigento al Palazzo dei Filippini una conferenza stampa che ha avuto per oggetto la campagna referendaria sull'eutanasia. Il comitato organizzatore presente era rappresentato dalla dottoressa Bruna Amel, dagli avvocati Roberta Contrino, Claudia Vene ed Eleonora Cacciatore, l'associazione Volte, il consigliere comunale Roberta Zicari. Hanno spiegato le modalità organizzative della campagna e il quesito referendario posto. Oggi ci troviamo qui per spiegare le ragioni della campagna referendaria. È necessario raccogliere 500.000 firme per poter indire referendum abrogativo. Questo referendum va ad intervenire sull'articolo 579 del Codice Penale per abrogarlo parzialmente, di modo da lasciare inalterate tutele per minorenni o incapaci di intendere di volere, ma andare a dare a chiunque abbia espresso un consenso libero
libero e spontaneo la possibilità di accedere all'eutanasia. Questa depenalizzazione si inserisce in un quadro normativo che è lacunoso, come dichiarato dalla stessa Corte Costituzionale ormai quasi 2 anni fa, in occasione della vicenda giudiziaria Cappato DJ Fabbo. Il Parlamento non è ancora riuscito a rendere operativo questa sentenza, che in ogni caso non tutelerebbe tutte le categorie di pazienti, perché per esempio lascerebbe inalterata la situazione di pazienti che non sono attaccati a sostegni vitali, come per esempio malati terminali di cancro. Quindi è estremamente importante raccogliere queste firme in modo da poter anche semplicemente andare ad esprimere il proprio consenso per l'introduzione di questo istituto. E a questo proposito noi abbiamo organizzato dei banchetti che si terranno già questo weekend a Piazza Leggias a Leone dalle ore 19 alle ore 23, e sarà possibile trovarci anche il 24 e il 25 nella stessa sede, sempre dalle ore 19 alle ore 23. Domani sera ci sarà un evento al Museo Mete dove sarà possibile firmare grazie alla presenza dell'avvocato Venia che autenticherà le firme. A Siculiana, in occasione della presentazione del libro di Giovanni Impastato a partire dalle ore 21:30. Infine, per quanto riguarda il mese di luglio, perché poi ad agosto saranno annunciate nuove iniziative, ci sarà un banchetto sempre a Piazza Leggia, però a partire dalle ore 10, e sarà presente anche Marco Cappato, promotore della campagna e tesoriere dell'associazione, che terrà una conferenza stampa per presentare le ragioni della campagna e che ci assisterà durante l'autentica delle firme di quanti vorranno unirsi. Ovviamente mi appello a quanti vogliano dare una mano all'iniziativa, perché è essenziale avere autenticatori e volontari un numero congruo per poter aprire il maggior numero di banchetti nella provincia e poter raccogliere il maggior numero di firme, ed è ovviamente possibile anche firmare nei comuni che abbiano ricevuto i moduli. È possibile informarsi sul sito. È il sito della campagna, quindi si chiama Referendum Eutanasia Legale, e c'è una sezione che è individuata come dove firmare, dove è possibile verificare che nel comune effettivamente siano presenti dei banchetti o siano presenti i moduli effettivamente al comune per andare a depositare la propria firma durante gli appositi orari di ricevimento. Io questa volta autenticherò nella qualità di consigliere e di avvocato le firme. Sono molto entusiasta di questo coinvolgimento, avete visto al tavolo, sono molto giovani i referenti, tanto delle associazioni coinvolte, ed è un bellissimo segnale per questa città. Sposo la causa referendaria perché secondo me sui diritti civili è importante che ogni cittadino italiano abbia diritto di parola. Firmando il quesito, quindi riuscendo ad arrivare all'obiettivo di 500.000 firme, si chiede al Parlamento di occuparsi di questa materia, ma è uno strumento di democrazia diretta. Grazie a una firma ogni cittadino italiano viene proprio personalmente interpellato. Per questo, non entrando nel campo delle scelte individuali, perché ognuno rimane libero di scegliere per sé, quindi di autodeterminarsi, si dà semplicemente la possibilità a chi ha un orientamento un po' più liberale, una necessità di poter scegliere per se stesso senza nulla togliere agli altri, quindi sì, mi trovano al loro fianco per garantire le libertà individuali. Eutanasia, già il termine ci rimanda dal greco a dolce morte. Euthanatos vuol dire questo, vuol dire che la persona che è in condizioni di sofferenza atroci ed irreversibili a un certo punto chiede di essere liberata dal peso della sua vita. È un qualcosa che in questo momento non è ammesso in Italia, perché invece negli altri paesi europei a cui noi dovremmo adeguarci è ammessa soprattutto a seguito, mi sono informata leggendo, di un'indagine sui casi di eutanasia clandestina, che sono ai noi molto diffusi, ma eutanasia clandestina vuol dire che la persona viene ad essere sottoposta a ulteriore sofferenza, perché si tratta di staccare l'alimentazione, si tratta di appunto sospendere un sostentamento vitale. Invece qua significherebbe aiutare le persone appunto a porre fine alla loro sofferenza, evitando di andare in Svizzera o evitando di rimettere tutto alla clandestinità. Convegno di studi sulla battaglia di Agrigento avvenuta dal 12 al 16 luglio 1943. La manifestazione è stata organizzata dall'Associazione Nazionale Bersaglieri e dall'Associazione Culturale Sicil Storia. Arturo Cantella.
Si è svolto ieri al Palazzo dei Filippini un convegno di studi sulla battaglia di Agrigento avvenuta dal 12 al 16 luglio del 1943 e terminata con la presa da parte delle truppe americane del generale George Patton della città capoluogo e di Porto Empedocle. Lo scontro si svolse pochi giorni dopo lo sbarco alleato della vicina Licata, dove la terza divisione americana di fanteria era sbarcata, riuscendo a penetrare nell'entroterra. Anche dal mare la flotta americana intervenne con le sue unità, in modo da poter colpire i bersaglieri e gli artiglieri che provavano a diffondere il suolo patrio insieme agli altri militari italiani. La manifestazione è stata organizzata dall'Associazione Nazionali Bersaglieri e dall'Associazione Culturale Sicili Storia con gli interventi dei rispettivi presidenti. Ha partecipato anche il sindaco della città. Nel corso dell'evento è anche stata inaugurata una mostra con pannelli raffiguranti i manifesti di propaganda del periodo legato alla Seconda Guerra Mondiale e sarà visitabile per i prossimi 10 giorni sempre al Palazzo dei Filippini. La nostra Agrigento è stata coinvolta, parliamo degli anni 40-45, periodo della Seconda Guerra Mondiale, periodo del fascismo, c'è la crescita e la nascita di altri movimenti sociali, la problematica dei partigiani che sono riusciti a controbattere perfettamente gli invasori. Io sono anche legato a questa iniziativa e per la grandiosità dei manifesti e per la loro storia, ma perché è la memoria quella che deve restare, la memoria di quello che è stato principalmente essendo legato anche in maniera familiare al mondo dell'esercito, perché papà mio generale dell'esercito, mio zio, fratello mio padre generale dei bersaglieri. E quindi capite bene l'interesse mio è veramente il grande apprezzamento per questa iniziativa. Allora, abbiamo pensato di ricordare con gli amici dell'Associazione Nazionale Bersaglieri e col collega Toto Fucà di ricordare la battaglia di Agrigento che avvenne dal 12 al 16 luglio del 1943. Praticamente gli americani sbarcarono tra Gela e Licata, le truppe della terza divisione del generale Trascotti andarono verso ovest e quindi arrivarono sul fiume Naro e provarono a prendere la città. Da lì partì uno scontro che iniziato il 12 luglio terminò il 16 dello stesso mese e per 5 giorni ci fu uno scontro furioso tra i nostri bersaglieri, i nostri artiglieri e gli altri militari. Nonostante circondati dal mare, la flotta alleata bombardava i nostri territori, nonostante il cielo fosse completamente in mano anglo-americana, i nostri si difesero egregiamente, poi dovettero soccombere alle soverchianti forze nemiche, però scrissero una pagina di storia militare di grande valore, troppe volte dimenticata, e noi abbiamo voluto dare un ricordo a tutti questi coraggiosi, molti dei quali morti. Questa manifestazione, questa iniziativa di stasera, ricordiamo i tragici avvenimenti dell'estate del 43. È stata un'estate molto calda per Agrigento e dintorni, perché nei giorni precedenti c'era stato il colossale sbarco dell'armata anglo-americana che interessò anche le spiagge dell'Agrigentino, specificatamente Licata. Quindi la città capoluogo fu oggetto divenne un campo di battaglia, se consideriamo che gli americani da Licata per arrivare a Agrigento stettero 6 giorni di aspri combattimenti, chiaramente con una disparità di forze enormemente a nostro sfavore, perché tutta la potenza degli angloamericani dal cielo e dal mare e contro i resti delle armate italo-tedesche che si erano dissanguate nei teatri di Africa, di Grecia e di Russia. È un evento che ogni anno secondo me va ricordato perché è fondamentale nella storia d'Italia, ma nella storia anche di Agrigento, perché per la prima volta dopo tanti anni, e per fortuna non si è più ripetuto, la nostra città, la nostra provincia è stata teatro di operazioni militari di un certo
tipo, di una certa importanza, e purtroppo fece registrare un numero elevato di vittime, soprattutto con il bombardamento, ma anche nei combattimenti. L'Istat certifica che nel solo mese di luglio la provincia di Agrigento ebbe 522 morti tra civili e militari per operazioni di combattimento e bombardamenti. La SEAP Dalli Cardillo Aragona ha presentato la domanda di partecipazione al prossimo campionato di Serie A2. La società biancazzurra, come da regolamento e come da modalità indicate dalla Lega Pallavolo Serie A femminile, ha inviato tutti i documenti necessari per la richiesta di ammissione al secondo massimo campionato nazionale, quale società avente diritto come la squadra migliore classificata nei finali playoff di Serie B1. La documentazione sarà esaminata dalla competente commissione dei campionati della Lega Pallavolo. Poi sarà reso noto l'elenco delle società che ufficialmente saranno al via per il campionato 2021-2022, che dovrebbero essere 22 divise in gironi da 11 squadre. Partono i vari campionati di calcio siciliano, i giorni e le date di inizio nel servizio di Carmelo Lentini. Scadono il prossimo martedì 20 luglio alle ore 12 i termini previsti per iscrivere le squadre al prossimo campionato di terza categoria. Nel frattempo, negli uffici della segreteria della delegazione agrigentina sono pervenute 12 adesioni, ma il numero potrebbe crescere ulteriormente. Dopo un paio di anni si riavvia dunque il torneo interprovinciale sospeso per il Covid-19, che registra anche il ritorno in campo di diverse società rappresentanti comunità provinciali abbastanza numerose. Tra di loro anche club che in passato hanno militato in categorie superiori, tra queste ad esempio Bivona, Cianciana e Gattopardo, ma vediamo di conoscerle meglio. Parteciperanno l'Atena di Agrigento, Bivona 2020, Burgio, Cianciana Calcio, Gattopardo di Palma di Montechiaro, Montallegro, e poi c'è la squadra del Montechiaro di Palma di Montechiaro, Olimpia Ribera e Real Canicattì, Santa Elisabetta, Santa Sofia Delicata, Sciacca Soccer 2014. Come si può notare, la città di Palma di Montechiaro presenterà ai nastri di partenza 2 squadre, Gattopardo e Montechiaro. Ma vediamo di capire da quante squadre verranno composti invece i gironi degli altri campionati, partendo dall'Eccellenza Sicilia. Questo sarà composto da 2 gironi da 16 squadre. Per quanto riguarda il torneo di promozione ci saranno 4 gironi da 14 squadre. In prima categoria i gironi saranno 7 con 12 squadre ciascuno, in seconda saranno 5 e anche in questo caso saranno 12 le squadre partecipanti. Infine le date di inizio dei vari tornei. Eccellenza e promozione inizieranno domenica 12 settembre, prima e seconda categoria domenica 26 settembre, infine la terza categoria inizierà domenica 10 ottobre. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.